Buongiorno e benvenuti alla nostra diretta. Siamo anche oggi in edizione straordinaria per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus, ma anche per darvi tutte le altre notizie dalla nostra regione. Come sempre il momento fondamentale per informazione in Veneto in questo periodo è la conferenza stampa del presidente Luca Zaia, che sarà in onda qui su Rete Veneta e sullo streaming della nostra pagina Facebook a partire dalle 12:30. Saremo collegati con la sede della Protezione Civile a Marghera, dove ci sono i nostri giornalisti, le nostre troupe che parleranno con il Presidente per capire da una parte quali sono le novità sul versante sanitario, quindi tutti i nuovi dati sull'emergenza coronavirus, dall'altra quelle che sono le informazioni sulla normativa, i progetti, quello che è anche la logistica, possiamo dire, di questa delicata fase dell'emergenza, cominciata ormai più di 3 mesi fa. Allora, prima di andare a vedere cosa è successo in Veneto e a risentire le ultime informazioni disponibili sull'emergenza coronavirus, andiamo a vedere i dati che sono arrivati dall'Azienda Zero della Regione Veneto. Vi ricordiamo che questi sono gli ultimi dati disponibili, ovvero quelli che sono arrivati ieri sera dalla Regione, che ci dicono che in questo momento in Veneto ci sono 580 casi positivi. La somma totale dei casi dall'inizio dell'emergenza sale a 19.249. Ci sono 2 casi positivi in più rispetto all'ultima rilevazione, che era quella di ieri mattina circa a quest'ora, perché c'è un caso in più a Verona, uno a Venezia, uno a Vicenza e uno a Rovigo. I negativizzati, ovvero le persone guarite, sono 16.666, 833 le persone in isolamento domiciliare. Il numero delle persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus somma ormai a 2003. Vediamo l'area più colpita resta Verona con 572 decessi, seguita poi da Treviso, Padova, insomma tutte le province del Veneto hanno pagato un tributo pesantissimo a questa emergenza. Ricordiamo che questo dato è la somma delle persone che hanno perso la vita sia in ospedale sia nelle strutture extra ospedaliere del Veneto. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è altrettanto importante perché ci fa vedere quella che è la situazione negli ospedali del Veneto. Vedete tutte le aziende ospedaliere, le ULSS, vediamo molti zero, perché? Perché comunque il numero resta molto basso. Infatti 222 sono complessivamente le persone ricoverate in area non critica, ovvero in condizioni non gravi. Di queste 191 negativizzate e 31 invece ancora positive. Va molto meglio nelle terapie intensive, dove sono solo 11 i letti occupati da pazienti affetti da pazienti in generale, perché c'è uno solo che è positivo al coronavirus e 10 invece che si sono negativizzati, quindi una condizione ritenuta grave, ma non c'è più la presenza del coronavirus. 3.547 le persone dimesse, 1.424 quelle che hanno perso la vita negli ospedali del Veneto dall'inizio dell'emergenza. 2 casi in più, nessun caso in più in terapia intensiva e nessun decesso segnalato nelle ultime ore. Vedremo oggi la tabella, com'è, rientriamo in studio e nel più classico dei riassunti della puntata precedente andiamo a sentire cosa ha detto Luca Zaia nell'ultima conferenza stampa, che è quella di ieri, nel quale si è parlato molto delle segnalazioni che sono arrivate anche al Presidente della Regione riguardanti comportamenti non proprio esemplari in questo momento delicatissimo di convivenza con il virus. Sentiamo cosa ha detto Zaia. L'appello che faccio è quello di rispettare, non di stare a casa. Non sto dicendo che bisogna allontanarsi al di sotto dei 200 metri da casa, come purtroppo abbiamo dovuto fare. Sto dicendo uscite, fate la vostra vita sociale, di relazione, andate in spiaggia, andate al ristorante, andate al bar, ma con delle regole. Regole che per il governatore restano sempre le stesse e ripetute fino allo sfinimento, soprattutto ai più giovani. Portare la mascherina all'interno, so che voi lo sapete, ma perdonatemi, approfitto anche delle dirette,
portare la mascherina all'interno dei locali e portarla quando ci sono assembramenti. E che si tratti di regole non scontate, lo raccontano le storie di Movida e di assembramenti provenienti da tutto il Veneto, complice anche il primo vero weekend estivo con spiagge prese d'assalto e lunghe code sia verso il mare che la montagna. Siamo preoccupati del fatto che se torna la reinfezione, con questi numeri, con questi assembramenti bisogna andare giù pesanti con le restrizioni perché è inevitabile, no? È vero che siamo in grado di controllarle in maniera migliore, è altrettanto vero che abbiamo farmaci, abbiamo modalità organizzative diverse dal 21 febbraio, però comunque resta il problema. Poi per carità qualcuno dice che questo virus non è più virulento come prima e penso che ormai i clinici a livello nazionale lo stiano confermando tutti. Però sulla pericolosità, insomma, io sarei prudente. E proprio sull'andamento del virus e della sua curva epidemiologica si innesta la forte polemica interna al mondo scientifico veneto con il professor Andrea Crisanti che ha bollato come chiacchiere lo studio diffuso dal numero 1 della microbiologia di Treviso Roberto Rigoli per cui il virus si sta indebolendo. Zaia continua almeno a parole a percorrere la via della neutralità anche se un certo fastidio sembra trapelare. Stavolta il governatore scomoda Aristotele e la sua verifica sperimentale. Andiamo al metodo sperimentale. Uno ha portato una sua posizione sperimentale. Adesso immagino, sto parlando di filosofia e di scienza, adesso io mi auguro che il professor Crisanti, davanti a un enigma che noi tutti abbiamo grande come una casa rispetto alla virulenza o meno del virus, perché il dottor Rigoli ha portato una lettura che è assolutamente innovativa, ci dica che è così oppure no, rispetto ai dati che ha lui, perché ai tamponi e a tutto può farla sta verifica. E fra le notizie più importanti delle ultime ore c'è quella che riguarda le case di riposo, perché la Regione ha varato le linee guida per la riapertura e il ritorno alla normalità degli istituti per anziani e ne ha parlato l'assessore al sociale e alla sanità Emanuela Lanzarin. Adesso la preghiera e l'appello che faccio: si apra tutto, ma si apra tutto perché noi abbiamo problemi di ricadute psicologiche non indifferenti. Cioè, poi mettetevi nei panni di un anziano isolato che non è, magari che non ha accesso alle informazioni, non ha gli strumenti, non ha neanche le capacità di avere informazioni e lui l'unica lettura che ha, questo ospite, è: non vedo più nessuno da mesi. Cioè, c'è il tema dell'abbandono, no? La nuova ordinanza regionale con le linee guida che vanno a sostituire le precedenti, valide da oggi e data da valutare in base all'andamento del quadro epidemiologico, è stata presentata dall'assessore alla sanità Lanzarin. Si riferisce alle case di riposo ma anche alle strutture di salute mentale, disabili, dipendenze e minori. Novità sugli accessi con alcune distinzioni tra le strutture. Accesso di nuovo ospite in casa di riposo. Se è un ospite che arriva da casa, quindi dall'abitazione, dal domicilio, fa tampone, entra in struttura, deve essere collocato in una stanza singola e quindi isolato dal resto della struttura, dal resto della degenza. Dopo 14 giorni fa il secondo tampone, se negativo entra in maniera normale nella struttura. Accesso da pronto soccorso. Siccome sia per il pronto soccorso sia per eventuali diagnosi o comunque prestazioni specialistiche eccetera, sapete ci sono dei percorsi destinati, differenziati eccetera, riteniamo che al rientro nella struttura entra normalmente in struttura senza fare nessun tipo di isolamento. Se invece arriva da un'altra struttura sanitaria, viene preso in carico da una intermedia, fa un periodo di isolamento nella struttura e poi entra normalmente. Per quanto riguarda le altre invece, gli ospiti eseguono un tampone, aspettano l'esito e poi entrano normalmente senza isolamento. Le regole invece sono le medesime per quanto riguarda le visite da parte dei familiari. Prevediamo la prenotazione per quanto riguarda le visite, quindi la prenotazione, gli ingressi limitati, quello che diceva il Presidente. Noi indicheremo 2 ingressi, massimo 2 persone per ospite per 30 minuti. Chiediamo alle strutture di fare anche un'analisi nel momento della visita via telefonica e infatti uno degli allegati è una checklist che possono compilare prima telefonicamente, poi quando arrivano in struttura, che devono compilare nel dire ho avuto questi sintomi, sono stato a contatto con positivo, insomma una checklist di ricognizione rispetto allo stato di salute. Facciamo anche firmare
il familiare e il gestore un patto di responsabilità. Prevediamo l'utilizzo della mascherina chirurgica per i familiari e anche per l'ospite, preferendo gli ambienti all'aperto, arieggiati o comunque luoghi dedicati che non siano i luoghi della degenza. Infine, per i servizi semiresidenziali diurni già riaperti, i gruppi si allargano da 5 a 10, con tampone a tutti prima di entrare. Queste erano le novità per quanto riguarda le case di riposo, novità molto importanti, poi potrete approfondirle sui nostri social dove pubblicheremo anche questi servizi per riascoltare quelle che sono le cose che si possono fare ora negli istituti per anziani. Pubblicheremo anche le linee guida, quindi troverete tutto quello che può essere utile per affrontare anche questa nuova situazione. Però ci sono ancora alcune case di riposo dove si verificano casi positivi di coronavirus. Una di queste situazioni si è verificata a Rossano Veneto. Noi abbiamo sentito il sindaco che ci ha spiegato cosa sta succedendo. La parola d'ordine è questa: non abbassiamo la guardia, non ci sono allarmismi, non vogliamo neanche crearne, è un caso, è monitorato, sotto controllo, così come sono sotto controllo tutti gli operatori e tutti gli ospiti della casa di riposo a cui sarà fatto un ulteriore tampone. Però non abbassiamo la guardia, perché il fatto che ci sia questa positività ci fa capire che il virus cammina ancora con le nostre gambe. La sindaca di Rossano Veneto, Morena Martini, invita alla cautela dopo il caso di paziente Covid positivo a Villa Aldina, di cui ci siamo occupati nei nostri TG. L'uomo nei giorni scorsi era uscito dalla struttura per andare a trovare i parenti dopo i 3 mesi di lockdown. C'è di più, era risultato negativo a ben 3 tamponi. Il fatto di essere rimasto dentro, chiuso, senza vedere i familiari per così tanti mesi, aveva in qualche modo compromesso anche degli atteggiamenti comportamentali. Ecco che giustamente, io dico anche, la dottoressa ha pensato che un riavvicinamento ai familiari potesse in qualche modo aiutarlo. Resta adesso aperta la questione della gestione di Villa Aldina, perché è vero che è di queste ore la nuova ordinanza firmata dal governatore Zaia sulla riapertura a pazienti e parenti delle strutture sociosanitarie, ma nella casa di riposo di Rossano adesso serve massima cautela. In accordo con la direzione e con il presidente abbiamo deciso di chiudere la casa di riposo agli esterni, quindi i vari parenti dovranno pazientare fin tanto che non avremo tutti gli esiti in mano. Questa è la conferma che nonostante l'emergenza coronavirus stia lentamente andando verso una risoluzione, almeno si spera in periodi molto brevi, in alcuni casi, come in alcune case di riposo, istituti per anziani del Veneto, la situazione non è ancora tornata alla normalità, quindi indipendentemente dalle linee guida i referenti, i responsabili di questi istituti dovranno fare scelte anche complicate per evitare che si ripeta quel che è accaduto durante il momento peggiore del lockdown, quando il coronavirus ha imperversato in alcune case di riposo facendo molti morti fra gli anziani. Ci sono anche, abbiamo saputo, delle indagini in corso per quello che è successo, quindi l'attenzione, come ha detto il sindaco di Rossano Morena Martini, resta altissima. Fra poco avremo qui in conferenza stampa in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera il presidente Luca Zaia per sentire quelli che sono gli ultimi dati disponibili sull'emergenza coronavirus e tutte le novità da parte della Regione. Quindi state con noi, ora facciamo una breve pausa ma torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus, ma per darvi anche tutte le altre notizie dalla nostra regione. In questo momento stiamo cercando di contattare il nostro Federico Fusetti della redazione padovana per fare un po' il punto della situazione su quello che succede a Padova oggi, sulle notizie odierne di Padova, ma come
sempre capita nel bello della diretta, c'è qualche problema di natura tecnica, poi sentiremo più tardi il nostro Federico Fusetti. Allora, andiamo a vedere invece uno dei temi più importanti di questi giorni, perché sembrava un argomento quasi di poca importanza, invece si rivela molto importante per tantissime persone, quello degli esami di guida e quello della motorizzazione civile. Andiamo a sentire cosa è successo a Vicenza. E allora, se le patenti le dobbiamo regalare... Il direttore della motorizzazione di Vicenza non ci sta ed è categorico e contrario alla proposta di delegare altri soggetti ad eseguire gli esami per la patente. Alle stesse autoscuole, per esempio, che hanno protestato a Padova denunciando il grande volume di pratiche arretrate dovute alla pausa forzata del coronavirus. Proprio mi sono rifiutato? No, io gli esami li faccio fare qua. Anche le autoscuole ci hanno chiesto di farli presso di loro, di riuscire a farli ancora col metodo cartaceo. No, non vogliamo tornare indietro. Abbiamo qui la polizia che ci fa arresti, insomma ne abbiamo arrestati uno anche venerdì, cioè tanto per essere chiari. Abbiamo continuamente persone che tentano di imbrogliare facendosi suggerire, fanno finta di non sapere l'italiano, si mettono la cuffia. 2 furbetti sono stati scoperti anche oggi nella sessione d'esame. Sulla grande mole arretrate di pratica, il direttore ammette il disservizio dovuto alla carenza di personale e alla scarsa produttività dello smart working. Quindi riusciamo a dare un servizio che però stimo circa il 70-80% rispetto a quello che davo prima, che era già poco, perché come ripeto, le autoscuole, che è nelle guide dove calcolano se va bene o no, fatto 100 la richiesta, noi viaggiamo circa sul 30% di risposta. Quindi un 70% di domanda si accumula mese per mese. Serve semplicemente più tempo. Per conseguire la patente, ad esempio, necessitano 7-8 mesi, ma a placare gli animi degli utenti preoccupati viene ricordato che una direttiva europea proroga di 7 mesi la scadenza di ogni pratica sospesa per coronavirus. Non è vero che i documenti scadono, non è vero che noi li rifacciamo ripagare perché li facciamo riprenotare, non è vero. Abbiamo spostato il tutto, è ovvio che più di tanto non posso andare in là. Io spero magari che fino a fine anno ce la facciamo. E questa era una situazione che abbiamo visto, infatti, come ha citato anche il nostro ospite, anche a Padova con una manifestazione di protesta, ma che è diffusa in moltissime aree, perché il sovraccarico che è andato a crearsi sta creando davvero grossi problemi. Anche noi abbiamo grossi problemi in questo momento con Federico Fusetti. Non capita a volte che Skype, pur essendo stato un ottimo strumento di comunicazione in questo periodo, a volte faccia le bizze e ci lasci un po' a piedi, come si suol dire. Allora noi, che a piedi non vogliamo andare, andiamo a vedere la nostra redazione vicentina, che ha sentito appunto le persone interessate all'esame per la patente di guida coinvolte in questa situazione. Giornata d'esame, non sono mai finiti. Sì. Com'è andata? Beh dai, speriamo bene. Non si sanno ancora i risultati, però speriamo sia andata bene. Era tanto che aspettavate di poter fare l'esame? Beh, io no. Poi non so, magari gli altri hanno aspettato un po' di più. Aspettato tanto. Ecco, questa cosa dell'attesa da quanto tempo aspettavi? 5 mesi credo. 6. Finalmente? Sì. No, non tanto, ma abbiamo preso dopo quasi 2 mesi quello che mi serviva e va bene. Da prima della quarantena. Quindi quanto tempo è passato? Un bel po' di mesi. Sì. Speriamo bene. Cosa ne pensi? È stato difficile? No, meglio di come me l'aspettavo. Beh, speriamo bene, cioè nel senso si spara sempre, ovviamente. Allora, sì, speriamo. Abbastanza bene. Non abbiamo trovato difficoltà, erano quasi facili, ma solo 3-4 domande che abbiamo trovato un po' difficili. Avete aspettato tanto per avere l'appuntamento? Beh no, in verità l'abbiamo avuto quasi subito.
quindi sono stati anche abbastanza veloci. Cioè, l'esame ce l'hanno dato subito e speriamo in bene, dai. Avete da aspettare molto prima di avere l'appuntamento? No, pochissimo. Cioè, abbiamo avuto subito le opzioni di scegliere il giorno e quando si può, ecco. Queste erano le voci dei ragazzi coinvolti in questa situazione, capiamo anche il loro rammarico, il loro disagio, insomma la patente è sempre un punto di svolta nella vita delle persone e affrontarlo con l'emergenza coronavirus e con tutte le conseguenze delle difficoltà che molti comparti del vivere comune e quotidiano stanno vivendo può essere abbastanza complicato. Vediamo che in questo momento non c'è possibilità di mettersi in contatto con la nostra redazione padovana, quindi noi andiamo avanti con le nostre notizie, restiamo però a Padova e parliamo dello smart working, ovvero di quello che è successo negli ultimi mesi con il coronavirus, ovvero molte persone, però forse siamo riusciti, ripetiamo un po' il TG Espresso di questi giorni, va così, a metterci in contatto con Federico Fusetti, finalmente da Padova, che è un'importante notizia sulla Guardia di Finanza, ma prima di mandarlo in onda dobbiamo raccomandargli di ruotare il telefono perché altrimenti può venire il mal di mare anche ai nostri telespettatori perché lo vediamo un po' verticale, insomma. Federico, riesci? Eccolo qua, abbiamo finalmente Fusetti, è stato complicato ma ci siamo messi in contatto con il nostro giornalista da Padova. Federico, qual è la notizia del giorno da Padova di oggi? Ma la notizia del giorno è senza dubbio legata ai dati della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza compie 246 anni, questa è una notizia che non riguarda ovviamente solo Padova ma riguarda tutta Italia, però insomma i dati da Padova sono davvero impressionanti per la mole di lavoro fatta dai finanzieri nel 2019 con 80.000 controlli e ci sono decine di milioni di euro, abbiamo capito bene, di euro che stanno per essere recuperati a seguito dei controlli che sono stati effettuati e sono soldi, ecco questo è interessante precisarlo, che verranno consegnati in pratica dalla finanza al governo e poi il governo li può utilizzare, quindi reimmettere nel circuito positivo, quindi vuol dire non so, investirli in sanità, possono essere utilizzati per la cassa integrazione, possono essere utilizzati per la ricerca universitaria, insomma ci sono molti ambiti in cui questi soldi recuperati possono essere rimessi nel circuito virtuoso. Purtroppo sì, il pericolo c'è, per esempio quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata, anche mafiosa, il pericolo c'è, quindi i finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno davvero le antenne dritte su questo tema. E l'altro tema interessante che emerge è che il Covid ha cambiato un po' il modo di lavorare dei finanzieri, cioè meno controlli nelle aziende, anche per la questione del distanziamento, cioè non possono più come prima suonare il campanello e entrare, ma hanno un altro sistema che è molto interessante, che è quello proprio di una sorta di radiografia che adesso può essere fatta al contribuente con un solo click, perché tutte le banche dati vengono incrociate e quindi davvero sarà molto più facile per i finanzieri svolgere il loro lavoro. Era un processo già iniziato, quello dell'informatizzazione spinta, diciamo così, però ovviamente il Covid l'ha accelerata ulteriormente e da quello che ho capito anche proprio da un punto di vista professionale è molto stimolante per chi deve eseguire analisi sui bilanci e sulle attività delle aziende, insomma sfruttare la tecnologia ed essere ancora più efficaci in questo modo. Federico, io la vedo in maniera positiva. Federico, una domanda, che tipo di infrazioni, qual è la maggior parte delle irregolarità che ha riscontrato le Guardie di Finanza? Parliamo di nero, parliamo di lavoro, di cosa parliamo? Ma io direi che ne parliamo stasera nel telegiornale, perché la conferenza è in corso. Okay. Mi hanno dato un voluminoso plico di informazioni e dati che ovviamente meritano di essere un po' approfondite. Quindi oggi studio e poi stasera... Questa sera i nostri telespettatori ti interrogheranno sul tema. Prima di lasciarti andare, Federico, una domanda. Ci sono novità sull'emergenza coronavirus da Padova?
Ma no, novità particolari direi di no, tutto procede tranquillamente, direi anzi che insomma vedo in aumento anche negozi aperti, traffico eccetera, quindi secondo me abbiamo fatto un altro passo in avanti verso la normalità in città. Allora ringraziamo Federico Fusetti, grazie per queste informazioni in anticipo proprio rispetto a tutta l'informazione, addirittura a conferenza stampa in corso, poi per gli approfondimenti questa sera nei nostri telegiornali, naturalmente sui social, su tutte quelle che sono le piattaforme che noi di Rete Veneta mettiamo a vostra disposizione per informarvi e aggiornarvi. Il fatto che non ci siano notizie sull'emergenza coronavirus, come diceva il vecchio adagio, nessuna buona nuova da Padova, insomma, può essere anche positivo. Naturalmente per capire la direzione che sta prendendo questa emergenza sarà necessario ascoltare la conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia fra un quarto d'ora qui in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera con tutte le novità, i dati e le informazioni sull'emergenza in corso. Noi prima di sentire il nostro Federico Fusetti con queste importanti novità abbiamo sentito 80.000 controlli addirittura della Guardia di Finanza nel corso del 2019, dati molto importanti con decine di milioni di euro che torneranno a disposizione della collettività, quindi veramente un grosso volume di denaro che potrà essere utilizzato anche per combattere il coronavirus. Prima di lanciare tutto questo, dicevamo col nostro Federico Fusetti da Padova, stavamo parlando degli effetti dello smart working proprio sul lavoro, quindi andiamo a sentire il servizio. Bar e ristoranti abituati alle pause pranzo affollate anche dopo le riaperture fanno i conti con gli strascichi dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Lo smart working concesso da moltissime aziende nel periodo di lockdown resta valido anche in questi mesi dopo la riapertura di tutte le attività. Lavorare da casa implica così un calo di consumi nei bar, nelle tavole calde, gelaterie, tabaccherie e molte altre attività commerciali. Secondo una stima fatta da Confesercenti Padova mancano all'appello i consumi di quasi 30.000 lavoratori. Oggi abbiamo una crescita dello smart working rispetto a quello ante Covid del 500% maggiore. Questo vuol dire per una città come Padova perdere mediamente 400 euro al giorno. 400 euro al giorno vengono persi da bar, trattorie, piccola ristorazione che servivano come dire, il pranzo ai lavoratori che ora lavorano da casa, per cui non fruiscono più di questo tipo di servizio. Ai lavoratori da casa si aggiunge anche il crollo del turismo e la mancanza in città dei 60.000 universitari, nonché dei 62.000 studenti delle superiori che arrivano quotidianamente a Padova dalla provincia. Ogni giorno gli esercizi commerciali di somministrazione perdono così, secondo le stime di Confesercenti, oltre 400.000 euro, di cui 300.000 per la sola città. Lo smart working, come lo studio da casa, indubbiamente generano delle perdite economiche. È chiaro che durante il lockdown quella era l'unica possibilità e per cui è giusto coglierla. Ora però direi che è un ritorno alla normalità, non dico alla piena, ai contatti umani che c'erano prima, però pian piano bisognerà riprendere. La nota positiva riguarda invece il traffico, meno auto in circolazione e meno inquinamento dell'aria. E un ritorno alla normalità si vede anche dalla riapertura dei nidi, come è accaduto a Vicenza. I bambini arrivano al mattino con i genitori, vengono cambiati completamente di abbigliamento, vengono sanificate le mani, misurata la temperatura sia al genitore o chi li accompagna e anche ai bambini. Regole scrupolose seguite attentamente e il patto di responsabilità con i genitori consentono oggi al Comune di Vicenza di riaprire in città dopo i centri estivi e le materne anche i nidi per i bambini dai 0 ai 3 anni. 159 i bambini accolti, restano ancora 87 posti liberi in 9 su 10 asili aperti. Al San Rocco, in via Torino, i bimbi entrano ed hanno percorsi separati, sovrascarpe, mascherine e gel igienizzanti sono alla costante, scarpine per l'esterno e antiscivolo per stare dentro, sanificati tutti i giochi utilizzati.
Eravamo molto preoccupate sinceramente, perché dopo quasi più di 100 giorni che non ci vedevano, oltretutto con la mascherina anche non in situazioni, però diciamo che la risposta è stata positiva. Nidi aperti anche a luglio, mentre si sta lavorando attraverso alcune cooperative per estendere il servizio anche ad agosto nei nidi in concessione. Il problema però sarà a settembre, con la necessità di rispondere alle iscrizioni del nuovo anno. Nel 2019 i bambini erano quasi 430 solo nei nidi comunali. Se il rapporto rimane 1:5 per nidi e materne, scoppierà il problema personale. Servono assunzioni anche temporanee, da qui l'appello dell'assessore all'istruzione al governo. L'appello che lancio al governo è di fare presto a reclutare insegnanti, anche nuove leve, che affiancate a insegnanti di esperienza possono dare molto e cominciare a settembre ad aiutare a far funzionare la scuola. Quindi quello di settembre per le scuole, ma anche per le elezioni, per molti altri settori è un periodo, una data davvero importante. C'è poco più di 2 mesi per prepararsi a questo periodo di nuova normalità che dovremo affrontare dopo l'estate. In questo caso abbiamo visto con i nidi, ma il lavoro, la scuola, molti altri settori dovranno fare i conti con queste novità. Noi ora facciamo una breve pausa, ma state con noi perché fra poco arriva Luca Zaia. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo anche oggi in edizione straordinaria per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Vi ricordiamo che fra una manciata di minuti saremo in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera, dove il Presidente del Veneto, Luca Zaia, farà il consueto punto stampa quotidiano. Vedete, grazie alla regia di Fabio Verin, la selva di microfoni assiepata davanti al posto del governatore per avere tutte le notizie, tutte le novità sui dati dell'emergenza coronavirus, su quelle che sono le normative, quello che è il progetto della Regione per superare anche questa fase dell'emergenza. Basta avere pazienza, qualche minuto, poi tutta la conferenza stampa di Zaia sarà in diretta integralmente qui su Rete Veneta. Sarà possibile vederla anche sui nostri social, quindi sulla pagina Facebook, è già in onda allo streaming per chi non dovesse avere la TV a disposizione, per chi è in spiaggia, per chi è fuori casa o non ha una televisione sotto mano. C'è naturalmente la possibilità di vedere tutta la diretta sia su Facebook che poi come link, come tutte quelle che sono le novità, diciamo, su Telegram, sul nostro canale Telegram di Rete Veneta, dove carichiamo anche i dati, le informazioni, i servizi più importanti. Insomma, trovate tutto quello che passa qui in diretta, qui durante la nostra informazione, lo trovate anche sui social. Per quanto riguarda invece la fascia della non informazione, quindi il pomeriggio, come sempre, poi torniamo con la nostra proposta, ma vi lasciamo a Luca Zaia, ne parliamo dopo. Siamo giusti con gli orari? Oh, perfetto. Direi di iniziare. Sì. Ecco qua, grazie, buongiorno a tutti. Intanto un ringraziamento al professor Baldo, Vincenzo Baldo, per la presenza, e poi passerò alla presentazione e prima di cedergli la parola. Direi di andare subito col bollettino. Totale tamponi sono 888.273 e andiamo nella direzione dei 900.000 tamponi, come vedete, no? Sono esattamente rispetto a ieri 5.894 in più. Il numero dei positivi sono 19.250. Persone in isolamento 758, meno 75. I ricoverati sono 221, meno 2, dei quali Covid 30. Dei 221, 30 solo sono Covid.
Terapia intensiva cala ancora, siamo arrivati a 11, dei quali 1 Covid. Quindi 1 in meno rispetto a ieri, degli 11, 1 Covid e 10 negativi. I morti sono 2004, una persona in più rispetto a ieri. (1425 in ospedale dei 2004). I dimessi sono 3547, 4 dimessi anche ieri. I nati sono 98. Due brevi considerazioni per poi lasciare la parola al professor Baldo. Noi stiamo lavorando, invieremo peraltro al CTS una proposta per i trasporti. Ne abbiamo già inviata una per il trasporto pubblico, per il trasporto privato, quindi stiamo parlando di autobus privati, NCC, taxi. E invieremo, stiamo inviando in mattinata, sempre al Comitato Tecnico Scientifico, anche una proposta di ordinanza per il trasporto pubblico locale. Ovvio è che questa è un'ordinanza più impegnativa perché comunque va a cozzare con DPCM, perché vorremmo portare la filosofia del fatto che si possano caricare e quindi far accomodare nei treni piuttosto che nei pullman persone pari alla capienza del mezzo senza riduzioni purché abbiano la mascherina, quindi come accade in giro per l'Europa peraltro, no? In giro per l'Europa voi sapete che non c'è stato questo atteggiamento di dimezzare i posti a sedere, ma si è adottato il sistema della messa in sicurezza dei cittadini. Del resto è anche vero che in un'auto, ovviamente in maniera rispettosa della capienza, delle persone non congiunte, quindi non conviventi, scusate, e che quindi non vivono assieme, possono tranquillamente fare un viaggio assieme, che sia un'auto da 5 persone piuttosto che un van eccetera, purché abbiano la mascherina. Allora non si capisce per quale motivo in auto degli estranei possono circolare assieme, restare all'interno dello stesso abitacolo con la mascherina, e in un autobus e in un treno no. Quindi la filosofia di questa richiesta che facciamo al Comitato Tecnico Scientifico va in questa direzione. E rispetto agli assembramenti continuo a dire che il virus c'è. Se poi sono pezzi di virus o virus ancora con alta virulenza, ce lo diranno i laboratori, ce lo diranno gli scienziati. Avete visto che dalla sperimentazione presentata dal dottor Rigoli su 60.000 tamponi presi in esame, 270 se non ricordo male erano quelli positivi del 1° giugno. Ecco, su questi tamponi è stata fatta la validazione verificando in laboratorio il numero delle amplificazioni, e si è visto che sono tutti tamponi che hanno necessità di oltre 30 amplificazioni per cominciare a intravedere il virus. Come dice il dottor Rigoli, probabilmente sono pezzi di virus, non è il virus con la virulenza che abbiamo conosciuto. Passo la parola alle domande per poi passare la parola al dottor Baldo. Rosato. Buongiorno Presidente. Ieri i 3 leader del centrodestra, Salvini, Meloni e Berlusconi, hanno presentato le candidature alle elezioni regionali. Tra questi candidati, ma insomma devo dire che mai notizia era più scontata e attesa, figura anche lei come candidato del centrodestra unito in Veneto. Allora, le chiederei una valutazione di questa scelta e anche un chiarimento circa l'adesione degli alleati al documento sull'autonomia che lei ha posto come condizione irrinunciabile per la coalizione. Gliela chiedo perché insomma c'è stata l'ufficializzazione con una nota congiunta. Un dettaglio invece che riguarda le sue informazioni. La proposta di ordinanza sul TPL è stata inviata al Comitato Tecnico Scientifico regionale. Ecco. Guarda Filippo, in tutta sincerità, domanda: si va a votare? Perché a tutt'oggi non è fissata la data del voto.
come voi sapete che far commenti in assenza di data del voto si rischia di sprecare fiato. L'abbiamo dimostrato in tutti questi mesi e abbiamo avuto ragione. Per quanto riguarda l'autonomia, confermo che l'autonomia è una condizione sine qua non per la prossima amministrazione. Per quanto riguarda il resto, mi riservo di vedere quale sarà la data di questo voto, visto e considerato che a tutt'oggi il governo italiano non ha ancora fissato la data dell'election day o di quello che vuol fare, che è una situazione di totale imbarazzo per i cittadini. Stiamo parlando di 7 regioni che debbono andare al voto, di 1500 comuni, molti dei quali hanno anche il ballottaggio, quindi sono situazioni impegnative. Si legge che dovrebbe essere un election day, quindi referendum amministrative, quindi comunali e regionali, staremo a vedere se sarà così. Ma ha avuto contatti con i potenziali alleati in Veneto? No, non ho avuto contatti. Cioè in Veneto non ho parlato con nessuno. Ma del resto io non mi sto occupando delle elezioni, questo è poco ma sicuro. Nicolussi Moro e Emiliano. Allora, buongiorno. Buongiorno. Scusami perché io di economia non sono un genio, però purtroppo devo chiederti una cosa economica. Prego. Allora, dunque, a GSM Verona entro il 30 giugno si fonderà con AIM Vicenza, poi insieme dovranno scegliere un nuovo partner industriale tra il colosso lombardo A2A, con cui finora hanno trattato in esclusiva, con offerte alternative da Era Bologna, Irene Reggio Emilia e Trento e Bolzano. La politica regionale in tutto questo fermento da che parte è orientata? Dalla parte della legalità, nel senso che la legalità ci impone di dire che ti occupi delle fusioni se sei un socio, se non sei un socio vuol dire che non ti devi occupare delle fusioni, punto. Cioè è inutile che rivendichiamo l'indipendenza e l'autonomia delle società, come quando mi avete chiesto del porto, ma non esiste grande fratello. Se nomino una persona a rappresentarci che è ex amministratore delegato di grandi aziende anche quotate, va in consiglio di amministrazione e decide se votare sì o no al bilancio, appunto. E se vota no, presenta la sua memoria agli atti. Per quanto riguarda queste cose, noi siamo tutti a rivendicare il fatto che la politica eviti di fare pasticci e altre attività rispetto alle società pubbliche, no? Poi quando non lo fai dico ma Zaia non si occupa delle multi-utility, guardate, o delle fiere, altra roba. Scusate, posso dire, mi piacerebbe pensare che ci sia una realtà fieristica unica in Veneto, ma è un sogno, un desiderio, ma io non ho gli strumenti per andare a convocare l'assemblea di soci e dire facciamo una fusione, e non ce l'ho tantomeno con le multi-utilities, visto e considerato che non abbiamo neanche partecipazioni societarie. Di cosa stiamo parlando? Di chi gioca a Monopoli con le case finte. E sai, questo è un brutto retaggio che è un po' strisciante, no? Di chi rivendica il fatto che ci sia laicità nell'approccio e poi alla fine però c'è sempre questa tentazione di cadere nella Prima Repubblica, dove c'è uno che deve mettere attorno al tavolo tutti e dire tu fai così, cioè queste robe io non le faccio. E questa, posso dire, è garanzia anche di vita tranquilla. Prego. Emiliano. Presidente, buongiorno. Ciao. Ho capito bene, trasporto privato con mascherina ma senza distanziamento sul mezzo? Sì. Perfetto. Secondo l'omologazione. 100% di omologazione. Sì. La ringrazio, Presidente. Prego. Pubblico, non privato. Anche perché ho sentito che parlava però anche del privato e mi interessava avere il distinguo. Sì, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Continuano ad arrivarci parecchie telefonate da parte di telespettatori che hanno problemi con la cassa integrazione. Non arriva, dicono... Guarda, allora, premesso che la cassa integrazione non la eroghiamo noi, questo deve essere chiaro. Noi tutte le pratiche, per la parte che compete alla Regione, per la parte istruttoria, le abbiamo fatte in tempi record, cioè ci è riconosciuto a livello nazionale. INPS regionale ha fatto altrettanto, bisognerebbe capire, visto e considerato che siamo la regione più virtuosa, non voglio neanche pensare a cosa ci sia in giro rispetto alle altre, per la cassa integrazione, capire chi chiama, che ente ha come riferimento erogatore, perché ad esempio sulla Solimare, ne cito una che riguarda i portuali, si sta sbloccando con non poca fatica la partita, so che forse la metà
hanno già avuto la cassa integrazione, so che è intervenuto anche il dottor Pone dell'Inps presso l'Inps nazionale, sempre per la partita Solimare, però capite che poi ci sono le realtà di riferimento, quindi se voi avete le realtà di riferimento facciamo una verifica e capiamo se è nel filone di queste regionali oppure se hanno degli interlocutori. Penso quelli della ristorazione che ci hanno contattato più volte, hanno difficoltà, però anche lì è un altro canale. Va bene, grazie. Grazie. Lanfranc. Presidente, pochi minuti fa in Consiglio Ciao. regionale, buongiorno, in Consiglio regionale è stato dato comunicazione che la commissione d'inchiesta sulle case di riposo, che era stata votata all'unanimità e lei stesso aveva detto di essere d'accordo, a patto che non fosse un'ingerenza con l'attività della magistratura, ma che comunque un punto sulla situazione, i morti e quant'altro nelle nostre case di riposo andava fatta, non è stata neanche ancora istituita perché ci sono 4, 5, forse 6 gruppi consigliari, tra cui i suoi, che non hanno presentato i nominativi. Avete cambiato idea oppure è solo una cosa burocratica? No, assolutamente no. Assolutamente no, ma i proponenti della Commissione hanno presentato i nominativi. I proponenti della Commissione, ogni gruppo deve presentare i nominativi. Sì, ma chi l'ha proposta alla Commissione? Ha presentato i nominativi? A me risulta di sì, tant'è che hanno chiesto al Presidente Ciambetti come mai non è stata ancora costituita. Non te lo so dire, possiamo chiedere per favore. Grazie. Bene. Cioè tu stai dicendo che i proponenti della Commissione hanno presentato il loro Io nominativo? sto dicendo che il proponente della Commissione, che è Piero Ruzzante, che aveva presentato la PDA, che poi Sì. è stata approvata Lui ha all'unanimità, presentato. ha chiesto in Consiglio regionale, Presidente, domani scadono i termini per costituire come questa Commissione. Non è che poi scadono i termini e basta. Il Presidente Ciambetti ha risposto: non abbiamo ancora i nominativi di alcuni gruppi consigliari. Da una prima verifica fatta sarebbero principalmente i gruppi della maggioranza a non avere ancora presentato i nominativi. Cioè vuol Quindi dire non che è il si PD ha possa- presentato i nominativi? Questo non lo so. Proviamo a sentire da Ciambetti chi ha presentato i nominativi, chi non li ha presentati e quali sono i termini di scadenza, ma non ne so nulla di sta roba. Ok. Grazie. Giacomuzzo e Teonato. E voglio ricordare che rispetto alla Commissione, siccome il Presidente fra della Commissione deve essere espressione dell'opposizione, è fatto dall'opposizione che dicano, che si mettano d'accordo, cioè se mancano i due, non so, uno, due, quello che è del gruppo di maggioranza, sentiremo, capiremo perché non è ancora stato nominato, però a me risulta che ancora non ci sia neanche il Presidente espresso dall'opposizione, da quello che mi hanno detto. Lo dico perché è giusto essere chiari, a noi va benissimo che ci sia la Commissione, non c'è nessun ostruzionismo, ci mancherebbe, ma vorrei ricordare a tutti i cittadini che la Commissione di indagine, di inchiesta, non so come si chiami, sulle case di riposo, prevede che il Presidente sia espressione dell'opposizione regionale. Quindi non lo dico a te, ma lo dico in generale, che poi non sia colpa nostra se l'opposizione si mette d'accordo per un Presidente. A noi va bene tutto. Partano, facciano tutte le audizioni. Guarda, fra l'altro la Lega ha presentato la lista di persone da audire, no? Tu lo sai, quindi c'è una bella lista. Filippo. Sì, ci sono due iniziative, due studi, due ricerche che sono stati presentati proprio in questa sede con tutta l'attenzione del caso, di cui si è persa traccia, ovvero l'indagine genetica condotta dai professori Plebani e Lippi, quella che era rivolta a definire la cinetica del virus, di cui non abbiamo più saputo nulla, e poi la indagine sierologica, la seconda indagine sierologica completa condotta dal professor Crisanti a Vo. Lo dovete chiedere a loro, non sono cose nostre, nel senso che noi abbiamo sostenuto entrambe le operazioni, però materialmente non siamo noi lì a fare le analisi. So che il professor Lippi e Plebani con le due università, in particolar modo il professor Plebani, ha fatto qualche migliaio di test sierologici approfittando dei dipendenti della sanità e altro, e per quanto riguarda il professor Crisanti so che ha fatto i prelievi del sangue, quindi attiverà il sierologico e poi la mappatura del genomica
però mi fermo qui, non so a che punto sono. O meglio, prego? Il professor Plebani diceva che aspettava il via libera della Regione per comunicare l'esito del... Ma a me risulta che via libera ce l'abbia, sai i risultati, non c'è problema. Perfetto, allora lo chiamiamo oggi. Sì, Carlo, non avevamo detto questo? Sì, se erano pronti, quando erano pronti potevano tranquillamente comunicare. Io ricordo che forse un mese fa abbiamo detto se hanno i dati li rendano pubblici. In sede di azienda ospedaliera, quindi... ormai oggi li chiamiamo, sentiamo perché io l'ho chiamato se 2 volte, esitano. ma dice che ha bisogno del via libera della Regione. Che c'è? Vabbè, adesso glielo ribadiamo. Io ricordo cosa ho detto un mese fa, ho detto, mi ha chiamato Carlo dicendomi che avevano i dati, ho detto fateli divulgare tramite l'azienda ospedaliera, appunto. Poi sinceramente non ho più seguito la vicenda, anche perché sono degli studi che sono assolutamente stati innovativi, altri lo erano, poi vengono superati dal fatto che il tampone non esiste più, che esiste il test rapido. Capite che c'è un'evoluzione in questo mondo che è paurosa, no? Cioè, quando abbiamo iniziato a parlare noi di sierologico era una novità, adesso il sierologico lo vai a fare dall'ambulatorio sotto casa, è cambiato il mondo, poi c'è stato l'appalto nazionale con l'identificazione della nuova ditta, c'è stato il tema del San Matteo a Pavia e quindi con la prima processazione validata, insomma c'è una storia dietro i sierologici. Posso fare una domanda su Treviso? Scusa. Nanico Russi. Prego, poi abbiamo il professor Baldo. Presidente, buongiorno, volevo chiedere... Ciao. Puoi avere già un feedback per quanto riguarda il turismo di questa campagna che state facendo dopo questo primo weekend dove evidentemente c'è stato un assalto, parlava di assembramento, come sta andando? Questa poi anche in particolare nei confronti del turista straniero, quanto poi c'è ancora l'idea di un Veneto in emergenza, anche magari a conferma di queste conferenze stampa che teniamo qui tutti i giorni, quanto l'emergenza sta sciamando e quindi agli occhi del turista straniero potenziale c'è... Sì, a me non risulta che voi siete positivi nei vostri giornali a prescindere dalle conferenze stampa. Non è che adesso non viene i turisti per colpa delle conferenze stampa, ho letto quello che avete scritto. La conferenza stampa che dà questa immagine di assetto di guerra con l'immagine della protezione civile. Do informazioni ai cittadini, ma immagino anche che a livello internazionale non ci siano, questo non sia un problema dare le informazioni ai cittadini. Vedo invece che le conferenze stampa che facciamo qui diffondono tranquillità e comunichiamo sempre in maniera positiva, perché comunichiamo di una sanità che funziona. Anche oggi salutiamo la TV francese, non so se è ancora qui in sala, è andata, era qui anche prima e non è venuta a chiedermi se abbiamo i morti per strada. Ve li ricordate? Le immagini di Wuhan che facevano vedere che caricavano le persone morte nei furgoni o facevano i ricoveri coatti. È venuta a chiedermi se siamo pronti a ricevere i turisti a Venezia, se il Veneto è ripartito. Ho fatto un'intervista parlando solo di turismo, quindi ci siamo. Abbiamo un grosso problema che la partita di giugno se n'è andata, abbiamo molti, giustamente come scriveva il tuo direttore, abbiamo molti alberghi e strutture chiuse, però so anche per certo che molti si sono dati come benchmark l'apertura di luglio. Considerate che i cittadini europei possono circolare più o meno liberamente dopo i primi di giugno. Prima non se ne parlava proprio, siamo andati avanti un mese a parlare dei corridoi, se vi ricordate, siamo andati avanti mesi a parlare di una regia europea. Oggi i cittadini possono circolare, non possiamo pretendere di avere giugno pieno se fino a qualche settimana fa chiedevamo 15 giorni di quarantena in andata e in ritorno ai cittadini europei, cioè vuol dire oggi la quarantena non si fa più, si arriva e quindi contiamo di poter partire con la campagna. Io ho visto ieri sera il piano di comunicazione della campagna nelle TV a livello internazionale, nei media internazionali e a livello locale, perché c'è un turismo domestico. Coscienti del fatto che il 66% dei 70 milioni di presenze turistiche del Veneto sono stranieri. E la prima comunità è quella tedesca, che è quella nella quale, pensate, andremo nella TV principale, adesso non chiedetemi il nome, ne andremo nelle previsioni del tempo, che porta bene, no? Perché da noi c'è sempre il sole. Prego?
in Germania. E quindi è la fascia più seguita e noi saremo lì a parlare di Veneto. Abbiamo queste immagini iconiche, spettacolari di un Veneto che anche noi veneti magari abbiamo visto in maniera anche forse a volte disattenta, e cerchiamo di comunicare la bellezza del Veneto, dobbiamo fare squadra a tutti. Però ecco, non vedrei la conferenza stampa, che fra l'altro sabato e domenica non si fa, si chiude il 30 al fine mese, la conferenza stampa, ma non la vedrei come un elemento ostativo per l'arrivo dei turisti. Sì, poi la faremo alla bisogna, nel senso che poi cercheremo di portare avanti, abbiamo molta comunicazione ancora da fare rispetto ad alcune attività, lo avete capito l'altro giorno con Rigoli, che abbiamo e sono anche importanti. Quando presenteremo dei lavori vi chiameremo, insomma, come funziona nei nostri rapporti. Alda, ho la risposta. Ok? No, grazie a te. Allora, non hanno presentato Amo il Veneto, Forza Italia, Civica per il Veneto, Partito dei Veneti, Veneto Uniti. Fratelli d'Italia non li presenterà. Lega e Zaia Presidente hanno ottemperato. E l'opposizione? Siamo sicuri? Quindi la Lega e Zaia Presidente hanno ottemperato. Ma c'è qua il foglio se volete. Scade comunque domani la presentazione. L'istituzione, la composizione, Sì. Comunque sono 24 ore. Presidente, tornerei per favore sul discorso della campagna di comunicazione, ha detto che l'ha vista ieri sera, quindi andrà in onda prossimamente o ha già in Sì. No, l'ho vista sulla carta, nel senso il piano di comunicazione. Adesso hanno già contrattualizzato spazi su quotidiani e riviste nazionali, su quotidiani e riviste internazionali, in particolar modo nei paesi di riferimento, la Germania, l'Austria, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, e poi ci sono anche degli spazi televisivi, sia nazionali che europei. Ma vale la pena secondo lei farla già quest'estate, Sì. visto che abbiamo perso giugno? O Sì. secondo lei ci sono margini di recupero per la stagione Vale la pena estiva? perché la caratteristica ormai del turista internazionale è quella di un turista che organizza spesso le vacanze al last minute. Se ci pensate, se facessimo un appello qui dentro, pochi hanno comprato come facevano i nostri genitori le vacanze l'anno prima, nel senso che poi valuti le offerte, valuti l'emozione dell'ultimo minuto, e quindi assolutamente sì, perché abbiamo ancora davanti tutto luglio, tutto agosto, e noi vorremmo anche destagionalizzare con un po' di settembre. Nel frattempo poi andrà a catena tutta la parte della montagna invernale, dell'autunno, della montagna invernale. Grazie. Allora, Nicolussi, poi diamo la parola al professor Baldo. Sì, io non ho più capito come è andata a finire la questione di Treviso, della medicina a Treviso, perché avendo parlato con Roma 10 giorni fa mi era stato detto che c'era sul tavolo l'ipotesi che fosse il MIUR a finanziare il corso di medicina dell'Università di Padova a Treviso con finanziamenti del MIUR, e che questa forma nuova di finanziamento sarebbe poi stata estesa anche all'Università di Bologna, che in questo modo avrebbe potuto attivare un corso di medicina a Rimini, e quindi si superava il problema del finanziamento del Veneto con soldi vincolati ai LEA. Ecco, io da allora non ho più saputo nulla. Avete accettato la proposta? Siete stati convocati? Non si è mai fatta. No, se ce l'avessero... Non ne avete mai parlato? No, ne ho sentito parlare, ma qua nessuno ha suonato il nostro campanello e ci ha fatto questa proposta. Vi dico che noi l'unica cosa certa che abbiamo è che andremo in Corte Costituzionale a difendere il nostro provvedimento. Questo da un punto di vista meramente tecnico e giuridico. Da un punto di vista sostanziale, l'anno accademico per noi si apre 2020-2021 con le 60 matricole. Se poi il MIUR decide, per evitare il dibattito a livello di Corte Costituzionale, decide di tacitare questo dibattito, ammesso non concesso che magari a noi vada bene sta roba, e di tacitare questo dibattito e quindi proporre una revoca del provvedimento paghino, cioè siamo qua. Ma a voi andrebbe bene questa soluzione eventualmente? Guarda, noi non abbiamo proposto nulla, è come il MES, cioè, a voi va bene il MES, non devo mica decidere io se va bene, è il governo che deve decidere se va bene il MES e poi ci dirà se hai soldi o no. Per cui, sai,
Noi abbiamo tentato invano di far partire un tavolo, avevamo 10 giorni di tempo, l'hanno convocato il giorno 16, cioè il giorno della scadenza per la presentazione. Vabbè, però insomma, noi andiamo avanti. Non è il problema che ci fa passare notti insonni. Allora io invece volevo ringraziare il professor Vincenzo Baldo per la disponibilità. Sta parlando del docente di riferimento, il professor Baldo è ordinario di igiene e medicina preventiva, vuol dire tutto quello che è la prevenzione, che sono le pandemie, le epidemie. E peraltro è nel CTS, e quindi il Comitato Tecnico Scientifico della Regione del Veneto, epidemiologo, si è laureato a Padova, specializzato a Padova e ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni a livello internazionale. E voi capite che per noi è fondamentale il link tra il mondo del laboratorio, no? Avete sentito i ragionamenti del dottor Rigoli l'altro giorno, capite, e magari ce lo dirà dopo il professor Baldo, che sapere che non è un virus intero ma sono pezzi di virus, immaginate nel piano di sanità pubblica come cambia la visione. Il semplice isolamento fiduciario ha un'altra ricaduta piuttosto che i piani di sanità pubblica. Per cui passerei la parola al professor Baldo e grazie ancora per essere qui. Cedo il posto. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie. Devo ringraziare per l'opportunità che mi è stata fatta di far parte del CTS, perché è stata un'esperienza veramente importante, perché avere in qualche modo riunito tante professionalità multidisciplinari permette di vedere i vari aspetti e quali sono le varie sfaccettature che noi possiamo avere per un problema. In questo caso un problema che era un problema nuovo, un problema che ci è arrivato di sorpresa e che ha dovuto fare in qualche modo reagire un sistema. La reazione del sistema è stata una reazione importante, anche perché se andiamo a considerare è partita quasi da zero, perché un nuovo virus significa, con queste caratteristiche di questo virus, siamo passati da casi sporadici, si è parlato di sintomatici, asintomatici, di organizzazione diversa, di chiusure, di riaperture, e a un certo punto ci siamo trovati però con una pandemia. Quindi di conseguenza abbiamo avuto un'evoluzione delle cose che è stata veramente, veramente veloce. Ma questo è dovuto appunto alla presenza nella comunità di qualcosa di nuovo. E questo qualcosa di nuovo, con caratteristiche di contagiosità, ormai siete diventati, penso, tutti bravi a conoscere cose che io insegno all'università, che sono l'R0, l'R effettivo. Questo virus ha questa possibilità di contagio elevata, è virulento, almeno ci ha dimostrato di esserlo. I dati, l'epidemiologo, io guardo i dati, quindi di conseguenza, guardando le curve che ogni giorno ci vengono anche espresse, ci indicano una riduzione anche da parecchio tempo, e la prevenzione è rimasta l'unica arma, se pensate, perché terapia ne abbiamo avute, c'è un dibattito molto, molto forte sulle terapie, c'è un vaccino, c'è un dibattito molto lungo e di discussione su un nuovo vaccino, però quello che in questo momento noi abbiamo è fondamentalmente correlato alle misure preventive di base, quelle che la Serenissima ci ha insegnato, se vogliamo, quindi il distanziamento, la mascherina, l'igiene respiratoria, l'igiene delle mani, quindi cose che come igienisti abbiamo sempre detto, come dipartimenti di prevenzione hanno portato avanti ogni anno, anche perché affrontiamo situazioni del genere ormai sono cicliche, quindi sicuramente in questo momento abbiamo rodato una macchina che ha avuto una grande capacità reattiva, vi dicevo prima, una resilienza importante, sono state fatte delle scelte anche difficili, però scelte che hanno portato sicuramente a un controllo in questo momento della patologia. Questo è un aspetto importante. L'altro aspetto è che per poter fare un piano di prevenzione importante c'è bisogno anche degli altri colleghi che ci diano informazioni che siano in qualche modo diciamo utili a poter, strumenti che sono molto utili alla prevenzione, perché capire se
parliamo dell'R0, l'R0 è 18 o 2, ovviamente cambia completamente quello che io devo fare dal punto di vista preventivo. Possiamo anche passare alle domande, forse è meglio, se no io vado avanti da un universitario dopo. Allora, l'importante è che non vediate voi a me. Si prenota immediatamente Tosato. Emiliano segue. Professore, buongiorno. Dunque, qui sentiamo valutazioni contrastanti da parte dei suoi colleghi universitari. E io insisto, non si tratta di valutazioni di poco conto, perché c'è chi afferma che il virus ha perso virulenza, si è depotenziato, addirittura sopravvivono pezzi di virus praticamente innocui, c'è invece chi afferma che non è affatto provato che il virus abbia perso potenza, anzi è probabile ancora un'ondata autunnale e comunque non ci sono elementi per valutarne una sorta di spegnimento, tanto per far nomi, insomma, per non far nomi, quello che ci hanno detto i professori Rigoli e quello che dice Crisanti, il professor Crisanti l'ha ribadito anche ieri. È possibile fare un po' di chiarezza, nel senso che ci viene detto che gli scienziati devono parlare attraverso i fatti, attraverso i dati, attraverso gli esiti delle ricerche. Dalla sua esperienza, cosa si può ricavare a questo proposito? Beh, sicuramente l'ultima affermazione che lei ha fatto è l'affermazione più corretta, cioè bisogna sempre partire da quelle che sono le informazioni che derivano da quelli che sono studi che sono metodologicamente corretti e fatti in maniera adeguata. E come avete ben conosciuto voi, siamo anche noi in una situazione nella quale abbiamo un qualcosa di nuovo, che è simile a qualcos'altro, però non è la stessa cosa, e di conseguenza se noi andiamo a vedere qual è stata diciamo la conoscenza scientifica che abbiamo maturato in questi 3 mesi rispetto a qualcosa di nuovo, è stato veramente qualcosa di sbalorditivo nell'ambito scientifico. E diciamo il dibattito scientifico che si sta aprendo sull'ottica di vedere è uguale a prima, non è uguale, sono pezzi, è un dibattito che deve essere costruttivo e sicuramente deve dare informazioni che dobbiamo, come ho detto prima, utilizzare in maniera diversa perché cambia sostanzialmente quello che è il nostro approccio alla prevenzione. Ovviamente guardando i dati si tende a dar ragione a un gruppo o all'altro, perché alla fine in questo momento siamo in una situazione di riduzione del numero dei casi, avete visto anche oggi pochissimi nuovi casi, però questo più mi indica sempre che c'è ancora una circolazione virale e questo non deve far, a mio modo di vedere, ridurre quella che è l'attenzione nei confronti di un problema che ci ha fatto male, perché questa è la verità. E quindi di conseguenza vanno bene entrambe le posizioni, se sono costruttive, a mio modo di vedere, insisto, però non dobbiamo perdere quella che è la percezione di un rischio che comunque c'è stato, e l'altra richiesta che mi ha fatto è sull'ondata autunnale. E qua alla fine è un coronavirus ha la capacità di nascondersi durante il periodo estivo, perché i raffreddori li prendiamo ogni anno, quindi vuol dire che da qualche parte il virus soggiorna, infatti probabilmente negli asintomatici, in quelle forme sporadiche, però riesce ad arrivare all'anno dopo. Questo è basato sull'esperienza di coronavirus umani che sono molto simili a quello che stiamo in qualche modo vedendo in questo momento. Però c'è l'altra considerazione da fare che è legata anche alla sua similitudine al SARS, che non si è più ripresentato. Quindi fare diciamo previsioni, da epidemiologo faccio fatica, cioè le previsioni sono difficili in una situazione che è difficile anche dal punto di vista scientifico. Sicuramente abbiamo molta più conoscenza rispetto a 3 mesi più, ma molta di più. Sicuramente come abbiamo visto che esistevano gli asintomatici, potrebbe anche essere che potremmo vedere che abbiamo un virus che è meno virulento, però il dato scientifico in questo momento mi dice che non ha cambiamenti dal punto di vista genomico
ha un minore effetto citopatico, ma questo verranno detto i miei colleghi che sono molto più preparati di me, e quindi di conseguenza è un'osservazione che attira l'attenzione, è sicuramente un'osservazione da tenere in considerazione per approfondirla meglio. Un dettaglio, mi scusi, non voglio, come dire, strapparle quello che non intende dire, però c'è qualcosa che dalla sua esperienza di epidemiologo si potrebbe fare, che non è stato ancora fatto a livello di prevenzione anche in vista dell'autunno? A livello di prevenzione non è che abbiamo tante armi, a meno che non ci arrivi un vaccino, perché quello che è stato fatto fino a questo momento è stato fatto in maniera corretta, è stato eseguito in modo normato in maniera anche corretta, perché i vari passaggi sono stati fatti in relazione a quella che era la curva epidemica, e su questo non ho grandi difficoltà a dirlo, che è stato fatto in maniera buona. E su quello che si può fare durante l'estate è sicuramente non perdere le conoscenze e non perdere neanche la percezione, e rimango e continuo a dirlo, di un qualcosa che potrebbe tornare. Adesso prevedere le entità, saranno outbreak, saranno una grande ondata o ciclico, questo è difficile, perché questi sono i vari scenari che vengono illustrati, no? Perché basandosi su quello che è avvenuto nel passato, l'influenza, seconda ondata molto importante, oppure guardando l'influenza sempre il 2009, che continua a essere ciclico ormai da quanti anni sono? Da 11 anni. Il concetto è che non sappiamo quello che succederà l'anno prossimo al coronavirus, e quindi dobbiamo essere pronti a, in qualche modo, contrastare una nuova ondata, un nuovo outbreak, e questo secondo me è l'aspetto più importante. Stiamo vedendo anche a livello internazionale che qualche ritorno c'è, quindi gli outbreak ci sono. La sorveglianza fatta con i tamponi è una sorveglianza adeguata, secondo me. L'attenzione molto alta con una rete capillare e territoriale importante è quello che ci dovrebbe in qualche modo permettere di agire in maniera immediata e subito. L'esempio di Vo è un esempio, ma pensiamo anche alle case di cura, pensiamo anche ai casi dei soggetti che magari trovati occasionalmente in determinate comunità importanti. Cioè tutti i dipartimenti di prevenzione agiscono nella stessa identica maniera con l'indagine epidemiologica. Non dovremmo essere più presi alla sprovvista, ecco, questo è il... Allora, Emiliano, Vanzan, Colussi, Giacomuzzo e Marchiori. Professore, buongiorno. Le chiedo, è una curiosità, le sarà capitato di andare magari per qualche momento, insomma, in qualche luogo di villeggiatura o in qualche ambiente, insomma, di intrattenimento puro? Da esperto, che effetto le fa vedere che molti tra noi hanno completamente innegabile abbassato la guardia? È questa la prevenzione di cui si parla, è questo che ci schermerà da una possibile recrudescenza autunnale del virus. Poi non so se le compete o no, se ho capito bene lei fa parte del CTS anche, volevo un commento se sia sensato o no, insomma, la proposta del trasporto privato e pubblico, quindi con l'omologazione mascherina e 100% tutti sui mezzi di trasporto privati o pubblici. Grazie. Allora, sulla parte legata alle villeggiature, ovviamente siamo in un momento di più bassa circolazione, quindi questo ci sta aiutando. Di solito le aggregazioni sono soggetti più giovani e quindi di conseguenza hanno meno possibilità di avere una trasmissione, perché sono quelli più asintomatici e quindi normalmente, diciamo, ha una minor possibilità. Però dobbiamo essere realisti, se là dentro c'è uno positivo, ovviamente ce ne accorgiamo fra 14 giorni. Questa è la realtà dei fatti, ecco, perché se all'interno di un assembramento non abbiamo soggetti positivi, in questo momento i soggetti positivi nei numeri sono pochi, allora la problematica ovviamente non esiste. Però diventa quasi un discorso di casualità, perché mi trovo in un momento, in un assembramento dove c'è un positivo, la suscettibilità è presente, quindi di conseguenza vi è la possibilità del passaggio, questo è fuori da ogni dubbio. Quindi nel caso di assembramento la mascherina purtroppo
fino a che non mi danno nuove indicazioni dovrebbe essere, nuove indicazioni dal punto di vista scientifico dovrebbe essere l'ideale. Per quanto riguarda i trasporti devo ancora leggere il documento che immagino ci sarà inviato e dopo farò le mie considerazioni, però in linea di massima secondo me sì, è fattibile, perché l'importante è che però la mascherina venga messa in maniera corretta, l'importante è che vengano mantenute quelle che sono le misure preventive che ormai abbiamo, spero, imparato a conoscere. Grazie, professore. Banza. Professore, a proposito di misure preventive, noi in questi mesi, proprio perché il virus non si conosceva e come ha detto lei è stata una cosa nuovissima, che quindi abbiamo dovuto adeguarci a vari cambiamenti anche dal punto di vista comportamentale. Noi abbiamo avuto ampi dibattiti su che tipo di mascherina usare e adesso ci è stato detto che basta anche quella chirurgica semplice o al limite una benda se proprio non abbiamo di meglio, mentre invece sui guanti siamo passati da sono necessari a oddio forse sono pericolosi perché poi non ci laviamo le mani e siamo convinti che con i guanti si possa fare tutto. Lei che opinione ha in merito e aveva all'epoca? Allora, per quanto riguarda la mascherina ci sono vari tipi, ormai penso che abbiamo tutti una conoscenza di tutte le tipologie di mascherine e probabilmente l'aspetto più importante è quello di impedire al positivo di diffondere, quindi sicuramente la mascherina chirurgica è più che sufficiente per questo, diciamo, per avere questo esito. Il diverso è chi cura i soggetti che hanno determinate patologie e quindi di conseguenza deve proteggersi, quindi mascherina giusta alla persona giusta in relazione alla situazione giusta. Ce l'ho adesso come e ce l'avevo anche nel passato, quindi non mi è cambiata l'opinione. Per quanto riguarda i guanti inizialmente, devo dire la verità, così idealmente dico sì, va bene, ma dopo pensandoci bene, avere il guanto o avere la mano nuda è la stessa identica cosa. Danno una falsa protezione, forse, non si sa bene se sono nuovi usati, devo igienizzarli comunque, forse conviene non usarli e avere un'ottima igiene delle mani, come secondo me attualmente viene eseguito. Nico Russimoro. Buongiorno professore, come sta? Vivo! Mi fa molto piacere. Allora, io vorrei farle 3 domande tecniche. La prima è di uso popolare, come dire, perché quando gli scienziati ci dicono il virus si nasconde in estate e può tornare in autunno, bisogna cercare di spiegare alla gente cosa vuol dire, perché sennò, come diceva il Presidente, sembra una festa della liberazione e poi di nuovo tutti in coperta. Quindi se ci spiega tecnicamente cosa vuol dire che il virus si nasconde, dove va, muore, dove si rifugia, nei nostri polmoni, dov'è, e poi come fa a tornare. La seconda, voi come Comitato Tecnico Scientifico credo che stiate preparando il piano autunnale. Volevo capire se ci potesse dare qualche input. E la terza, sempre come componente del Comitato Tecnico Scientifico, volevo capire che fine ha fatto la sperimentazione di Avigan, perché noi eravamo rimasti che doveva essere data a uso domiciliare partendo da Verona, ma non abbiamo più saputo nulla. Qual era? C'era Tacconelli, l'ultima deve chiederlo perché non avete cognizione. È l'unica che ce l'ha. Vabbè, allora le prime 2 se mi può rispondere. Cioè, sul piano autunnale dobbiamo ancora iniziare a lavorarci, ma penso che presto iniziamo come gruppo tecnico. Ma qualche input l'avrete già collaborando anche con equip internazionali, no? Cioè, ma in che senso sul piano autunnale? Nel senso, per esempio, dobbiamo mantenere... no, ma allora molto dipenderà da quello che succederà dal punto di vista dell'epidemia, cioè nel senso bisogna capire, essendo ciclico, capire dall'altra parte del mondo cosa sta succedendo per capire dopo cosa fare noi, però questo secondo me dipende molto da come andranno i numeri, anche questo perché come diceva prima il Presidente gli input scientifici sono importanti per definire quello che è il piano diciamo di ritorno alla normalità o se vogliamo di valutazione di una convivenza con il virus. Questa convivenza, quindi vengo alla prima, il serbatoio è l'uomo, quindi di conseguenza i soggetti che hanno
possono essere asintomatici, possono essere con pouch sintomatici, possono avere anche l'infezione, possono avere alcuni sintomi e continua a essere presente all'interno della comunità. I soggetti con il raffreddore durante l'inverno penso che li vediamo, no? Quindi effettivamente soggiorna e si nasconde, tra virgolette, nell'uomo. È questo. E d'inverno, ovviamente, i comportamenti, ovviamente ciò che avviene d'inverno in comunità chiusa che non avviene d'estate, questo facilita la sua diffusione. E quindi, se ci sarà ancora e avremo ancora la necessità di dover porre delle misure, perché ribadisco, mi sembra in Germania hanno chiuso direttamente una regione, quindi ribadisco che i dipartimenti di prevenzione e la rete territoriale deve essere sempre con le orecchie ben attente, con la sorveglianza, la diagnostica, e sono tutte le cose che abbiamo implementato, che ci servono come, diciamo, anche armamentario, che ci potrà essere utile in autunno. Ma scusi, se lei dice che da un punto di vista genetico il virus non è cambiato, perché dite che è meno aggressivo? Perché ci sono alcuni studi che indicano che ci sia una riduzione della citopaticità, però non si riesce ancora a comprendere quale sia la motivazione. Giacomuzzo, Marchiori. Buongiorno. Mi chiedevo, alla luce di questa pandemia che non ha precedenti, quale lezione da universitario può segnalare alle istituzioni? Noi abbiamo un Veneto, peraltro, fiore all'occhiello, un dipartimento di prevenzione con la dottoressa Russo che ha fatto grandi cose, però questa pandemia cambia probabilmente il modo di lavorare per tutti, in particolare per le istituzioni. Cos'è che deve cambiare principalmente allora, dopo questa esperienza? Cosa è già cambiato più che cosa deve cambiare? Cioè, nel senso, prima abbiamo avuto una pandemia che si è fatta vedere, quella dell'H1N1, abbiamo prospettato un H5N1, quella dell'aviaria, se ricordate, c'è stata ancora prima quella del SARS, però i numeri non sono stati elevati. Parlo di quelle che ricordo io da quando ovviamente sono sui banchi universitari. Ne abbiamo avuto uno in precedenza, quelli influenzali importanti, ma sicuramente i piani pandemici erano pronti, sono pronti. Lo ha dimostrato il fatto di una capacità di risposta che è stata evidente. Ovviamente quello che dicevo prima, non bisogna essere impreparati, lo possiamo essere stati in parte adesso, ma sicuramente non lo saremo l'anno prossimo nel caso in cui questo accada. Velocità di risposta è stata molto importante e le varie curve lo dimostrano. Ma le altre possibili, da dove possono arrivare gli altri rischi? Quali sono i potenziali pericoli da cui si dal deve punto di vista infettivo? Il punto infettivo sono impossibili da definire, perché alla fine noi abbiamo l'influenza che ogni anno potrebbe mutare, e se mi muta in maniera adeguata abbiamo una suscettibilità elevata della popolazione. Pensiamo alle antibiotico resistenze, altra possibilità che mi viene da pensare, perché alla fine quando una malattia infettiva, il passaggio interumano rappresenta l'aspetto che è più importante per la comunità, e quindi alla fine non è una cosa che non trasmetto. Quando io la trasmetto, ovviamente tutto ciò che è contatto permette la trasmissione. Quindi le nuove il coronavirus è stato un esempio di un salto dall'animale all'uomo, quindi di conseguenza è possibile che potremmo rivedere qualcosa, non so, previsioni, non ho la sfera, però è un qualcosa che bisogna avere l'accortezza di riconoscere che può esistere. Marchiori. Sì, buongiorno professore. È una sola domanda. Alla luce dei dati e delle informazioni che abbiamo ricevuto soprattutto ultimamente, in primis quella dell'indebolimento del virus, lei che cosa si sente di dire a chi in questo momento sta prendendo proprio
un po' troppo alla lettera queste informazioni e quindi inizia a non rispettare più le norme di sicurezza, il distanziamento, eccetera. Abbiamo visto, l'ultimo esempio eclatante è anche quello degli assembramenti sulle spiagge, perché comunque sappiamo che il virus, seppur indebolito, c'è ancora. Allora cosa possiamo dire a queste persone, soprattutto i più giovani magari? L'ho appena detto, cioè nel senso che stiamo parlando di un gruppo dell'altro, senza fare i nomi, che entrambi vanno nella stessa direzione, perché da un lato tutti e due vogliono fare prevenzione, quindi finché esiste il virus dipende dal virus, ma dipende anche dall'ospite, quindi se anche è poco e più debole, ma vado a casa da mia nonna ha la debolezza che ha in me potrebbe essere non debole per l'anziano, quindi bisogna mantenere comunque gli aspetti preventivi che noi igienisti diciamo da sempre, però lavaggio delle mani, distanza e quella che è la mascherina. Gli assembramenti possiamo avere la fortuna che non succeda nulla, ma ribadisco, nel caso in cui ci sia un soggetto che, per carità, i 3 positivi, 2 sono indebolito, 1 non lo è. Quello che non è indebolito potrebbe provocarmi un outbreak. Lei crede, alla luce di tutto quello che è successo, che sta succedendo, che probabilmente accadrà, si tornerà mai alla, tra virgolette, normalità, al vedersi, l'abbracciarsi, andare tranquillamente? Pensa che si ritornerà a quel punto o saremo tutti talmente impauriti anche a livello comunque mondiale da mantenere per sempre una sorta di distanza? No, sicuramente è cambiato molto e questo lo sapete meglio di me, il discorso di socializzazione sicuramente è cambiato, però nel momento stesso che noi corriamo più veloce di lui, perché alla fine, se vogliamo, è andato in fuga, abbiamo fatto il gruppo, lo stiamo cercando di raggiungere, l'abbiamo quasi raggiunto, il gruppo si sta organizzando, la terapia sta migliorando, abbiamo buoni elementi terapeutici, ci sono, mi sembra sono 12 o 13 vaccini in sviluppo, già in fase clinica, e di conseguenza avremo le armi nei confronti di un patogeno che potrebbe diventare un patogeno con cui convivere, e per cui abbiamo le armi oltre a quelle che abbiamo detto fino adesso. Piovesanti, GR. Vediamo che non siamo in un'isola, quindi viviamo in un contesto globale, mondiale. I discorsi sul turismo che abbiamo fatto prima va molto male da altre parti del mondo, quindi come sentirsi difesi nonostante qui le cose vadano bene, prima di tutto, e poi alla fine è ripreso un po' tutto e la scuola è stata l'unica paradossalmente stoppata con 1000 misure, ancora a settembre viviamo, naufraghiamo, non sappiamo dove. Ecco, cosa pensa rispetto a questo, a questi atteggiamenti? C'è una questione economica solo a questo punto che ha spinto queste logiche? Qua mi fa domande a cui io non rispondo, cioè non è che non voglio rispondere, che proprio tocca argomenti che sono un po' diversi rispetto a quello che è il mio ambito, però sulla scuola sicuramente bisogna pensare di farla ripartire, anche come università stiamo un attimo valutando il come ripartire, se fare didattica a distanza oppure in presenza, cioè, quindi c'è movimento anche in questo. Sulla velocità con cui prenderanno o prenderemo le decisioni, questo è un altro discorso che dipenderà anche molto da quello che succederà nei prossimi giorni, perché dovrebbe arrivare anche le nuove direttive, quindi di conseguenza sulla base di quello capiremo anche come muoverci. Sulla parte del turismo, ribadisco, sorveglianza è la cosa che abbiamo un qualcosa in più, sappiamo che può essere trasferito anche dagli asintomatici e di conseguenza questo ci fa tenere un attimino più in attenzione nei confronti di tutto, però bisogna ripartire, questo è il messaggio, perché altrimenti non possiamo restare quasi sequestrati dal coronavirus. Se non ci sono altre domande lascerei il professore a disposizione delle TV e chiuderei qua. Io vorrei ringraziare il prof per la disponibilità, vorrei ringraziare il prof per la disponibilità, avete capito, in queste giornate, con questa carrellata di professionisti, di accademici, quale sia la squadra del Veneto.
E per il piano di sanità pubblica noi contiamo, ho fatto anche questa mattina un incontro, contiamo di averlo per metà luglio, quindi il piano d'attacco. Ovviamente poi passerà al comitato tecnico scientifico che apporterà le sue osservazioni, quindi darà indicazioni e sicuramente lo migliorerà. Noi ci rincontriamo ovviamente i prossimi giorni tranne sabato e domenica. Oggi salutiamo Chiara che è l'ultimo giorno. Io non ho ben capito se vuoi andare in vacanza e lasciarci soli, ma cosa abbia deciso di fare. Vabbè, comunque la ringraziamo perché, attenta con la traduzione, e la ringraziamo perché è stata utile interprete di quello che poi sono state queste conferenze stampa, che al di là dei sorrisi che facciamo oggi, sono state conferenze stampa difficili, di informazione, di indicazione. Prof, qui abbiamo fatto, ecco, il piano di sanità pubblica qui è stato spiegato tutti i giorni, quindi, quindi è l'occasione anche per ringraziare tutti coloro che insomma, come voi che siete qui oggi, ma anche gli altri che sono passati, che ci avete dato veramente una mano fondamentale a comunicare ai cittadini. E quindi grazie Chiara. Adesso ci sarà un sostituto o una sostituta? Ecco, ci sarà un'altra signora che arriverà fino alla fine. Grazie e buona giornata a tutti. C'è il professore a disposizione. Presidente, possiamo sentire un saluto ufficiale per gli studenti in questo caso? In lingua. Sì. Prego. Un saluto a chi? Fa due microfoni, vai. Grazie Presidente. Un saluto a tutti. Volevo salutare tutti i presenti, il Presidente che ha messo a disposizione l'interprete di lingua di segni per la comunità delle persone sorde. E niente, io vi faccio un bocca al lupo, una buona continuazione e buon lavoro a tutti. Grazie. La conferenza stampa del Presidente Luca Zaia, abbiamo visto un finale per spiegare cosa succederà anche nei prossimi giorni e nell'immediato futuro con questi importanti punti informativi da parte della Regione che arriveranno di sicuro fino alla fine del mese, poi insomma si vedrà come proseguire, si troverà un modo diverso di comunicare quelle che sono le novità riguardanti l'emergenza coronavirus. Un applauso anche all'interprete della lingua dei segni che per mesi ha aiutato in modo davvero importante il Presidente Zaia e tutti gli ospiti della Regione a informare ancora di più i cittadini, anche le persone che hanno qualche difficoltà. Noi prima di lasciarvi vi facciamo vedere quella che è l'ultima tabella emanata questa mattina dall'azienda Zero della Regione Veneto. Vediamo i casi attualmente positivi sono 564, sono 19.250 dall'inizio dell'emergenza e c'è un solo caso positivo in più, quindi ci riavviciniamo allo zero contagi che abbiamo visto qualche giorno fa e che è molto molto importante da mantenere per uscire prima possibile dall'emergenza coronavirus. Sono 16.682 i negativizzati e 758 le persone in isolamento domiciliare, ci sono 2.004 le persone che hanno perso la vita negli ospedali del Veneto e nelle strutture extra ospedaliere, è una in più rispetto all'ultimo bollettino che avevamo visto all'inizio di questa nostra diretta in edizione straordinaria. Andiamo nella seconda parte della tabella, che è sempre molto importante perché ci fa capire qual è la situazione degli ospedali, delle strutture ospedaliere. Vediamo che sono 221 le persone ricoverate in area non critica, quindi le persone non gravi, di cui 30 positive al coronavirus e 191 invece che sono negativizzate. Sono solo 11 le terapie intensive, un numero che non cambia, è una persona positiva in terapia intensiva e 10 che invece si sono negativizzate. Sono 3.547 le persone dimesse dagli ospedali del Veneto dall'inizio dell'emergenza e 1.425 le persone che hanno perso la vita negli ospedali, quindi vuol dire che nelle strutture extra ospedaliere quasi 600 persone sono morte a causa del coronavirus. Vedete le differenze sull'ultimo bollettino, che è quello di ieri sera,
una paziente in meno in area non critica, un decesso in più e rimane invariato il numero delle terapie intensive. L'ultima parte della tabella, poi naturalmente trovate tutto per poterla leggere con calma sui nostri social, su Telegram di Rete Veneta, sulle nostre piattaforme. 33 sono le persone che sono ricoverate nelle strutture di comunità, quindi gli ospedali di comunità da Belluno al Veronese, passando per Marostica, Montagnana, tutte le strutture di questo genere in Veneto. Sono 306 le persone che sono state dimesse e in queste strutture hanno perso la vita 41 persone. Nessun decesso in queste strutture nelle ultime ore. Noi torniamo in studio per ricordarvi quella che è la nostra programmazione. Questo pomeriggio c'è la consueta fascia dedicata al tempo libero, alla ginnastica che si può fare tranquillamente da casa propria. Nonostante le belle giornate si può comunque seguire le nostre lezioni, magari per chi ha voglia di fare un po' di ginnastica da casa senza dover andare fuori, sudare con questo caldo. Poi torniamo con la messa in diretta dal Santo, come sempre alle 18. Dopo la Santa Messa torna la nostra informazione con tutte le notizie locali e vi accompagniamo fino al focus di questa sera, quindi il talk di approfondimento con tutte le notizie del giorno, gli ospiti da tutto il Veneto. A questo punto noi vi lasciamo, vi auguriamo un buon pomeriggio, ma state su Rete Veneta perché c'è molto da vedere.